Le sdraio, gli ombrelloni, la sabbia, l'acqua limpida ed una impagabile vista sulle tre cime di Lavaredo. Inaugurata da Auronzo di Cadore la spiaggia delle Dolomiti, area balneabile sul lago inserita in un contesto più ampio di riqualificazione della località di Transacqua. L'area prevede una riqualificazione della spiaggia, un ampliamento della piscina comunale, i due parcheggi che sono posti al lato destro e sinistro del ponte di Transacqua e anche sull'altra sponda, e un recupero anche dello stesso ponte e dell'area del depuratore, dove è stata posta anche una nuova stazione di bike sharing. Un intervento da €500.000 finanziato da Regione Veneto e Comune di Auronzo, che mira a diventare il punto di forza dell'offerta turistica estiva. Riteniamo sia fondamentale dare dei servizi turistici innovativi ai nostri turisti, ai quali chiediamo anche rispetto delle zone, delle aree che vengono a visitare, però in primis dobbiamo essere noi a puntare su una cultura dell'accoglienza importante, lo è per tutto il Veneto, ma in particolare per la provincia di Belluno. Un servizio in più offerto ai turisti che arriva in un'estate che, seppur con un calo drastico delle presenze straniere, ancora tiene con gli italiani. Del post-Covid, l'abbiamo sempre detto, la montagna bellunese è pronta ad accogliere i turisti, e se mettiamo un attimino da parte il problema delle code, però devo dire che i primi dati sono molto confortanti. La spiaggia delle Dolomiti si inserisce in un più ampio piano di investimenti per la montagna. Ricordo che stiamo investendo e possiamo fare questo tipo di opere perché poco più a monte rispetto a questo sito stiamo facendo decine di cantieri per la messa in sicurezza del territorio. Sono quasi 10 milioni di euro che, come assessorato alla difesa del suolo, stiamo investendo nel territorio del solo comune di Auronzo.